Quote azionarie per quasi 4.000 euro, certamente roba di poco conto, ma utile per consentire alla provincia regionale di Agrigento di poter in qualche modo dire la sua nelle scelte gestionali dell'Ergest, società che ha in affidamento l'aeroporto di Trapani Birgi. L'operazione è frutto della divisione fra i soci del capitale patrimonio dell'ormai defunta Avit, le cui procedure di messa in liquidazione per volontà dell'amministrazione Dorsi sono ai titoli di coda. Ma non è tutto qui, il tesoretto ereditato dalla provincia ammonta complessivamente a quasi €500.000 e il presidente Dorsi si dice soddisfatto per la conclusione dell'iter che ha messo la parola fine sull'Avit e annuncia novità in ordine al suo cavallo di battaglia che resta la realizzazione dell'aeroporto nel territorio agrigentino. Nei prossimi giorni a Palermo si riunirà un tavolo tecnico convocato dal presidente della regione Raffaele Lombardo alla presenza anche dell'ENAC e dell'ENAV. Per la verità l'incontro si sarebbe dovuto svolgere il 30 novembre, ma alcune osservazioni di natura tecnica hanno fatto slittare l'appuntamento. Il governatore è attento e determinato a portare avanti questa sfida, spiega Eugenio Dorsi. Si sta impegnando con i fatti, sta lavorando per rimuovere anche ogni ostacolo e quanto prima ci sarà l'atteso momento di confronto operativo per gettare seriamente le basi affinché questo sogno per gli agrigentini si realizzi, conclude il presidente della provincia.